quando dovevano montare il tetto c'era bisogno di dare una mano, e quindi si coinvolgeva un po' tutto il vicinato, tutti. Sta di fatto che tutti davano una mano, poi l'ultimo pezzo che serviva era quello del colmo. E allora cosa facevano i vicini? Rubavano il colmo e andavano in trattativa con i proprietari dicendo, insomma, che se dovevano ridare il colmo ci sarebbe stato un prezzo da pagare. Allora il prezzo da pagare, che alla fine era la festa. Per mangiare. E ridavano il colmo In cambio della festa. Esatto, però lo davano ornato, quindi magari ci disegnavano. Sul colmo comunque i carpentieri segnavano la data, di cosa, l'anno, il mese. Infatti nei restauri, anche antichi, se tu vai a vedere, se non sai quando è stato fatto l'edificio, basta andare sul colmo che c'è sempre questa cosa qui. Quindi questa cosa qui si è mantenuta per tempo. Nella carpenteria legna però questa cosa è rimasta perché è un momento importante, il grosso strutturalmente è fatto, e quindi c'è questo momento che è un momento un po' di orgoglio per il carpentiere.